È successo poco dopo le 9 all'inizio del Ponte della Libertà, il collegamento tra la terraferma e la laguna veneziana. Poi il caos. Uno scontro tra un'auto e un camion e un autobus verificatosi in direzione di Venezia ha per molte ore letteralmente bloccato il traffico diretto verso il capoluogo lagunare. L'incidente ha registrato una ventina di contusi, compreso l'autista del mezzo, 10 dei quali con ferite sempre non gravi, causando, come si diceva, la paralisi dei mezzi con conseguenti lunghe code che a fatica i vigili del fuoco sono riusciti a smaltire e solo dopo che sono riusciti ad aprire un varco tra i mezzi incidentati. Molti passeggeri degli autobus rimasti bloccati che hanno deciso di scendere e proseguire a piedi. Il bus era un 53 partito da Dolo. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, il camion ha tamponato una macchina e poi si è messo di traverso sulla corsia stradale, scontrandosi con un autobus che proveniva dal senso opposto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e in un'altra parte della regione si vivevano momenti di apprensione per un altro sinistro che avrebbe potuto avere anche esiti più infausti. È successo lungo la statale 51 Alemagna, vicino all'hotel Antelau. Un camion carico di GPL si è rovesciato sulla strada dopo essersi scontrato con un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. I pompieri sono intervenuti per liberare l'autista del mezzo pesante rimasto incastrato nella cabina, affidandolo alle cure del 118. Portati in ospedale anche i due anziani che viaggiavano a bordo dell'auto. A causa dell'incidente la circolazione è stata deviata su una strada secondaria. Il nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco di Venezia ha poi provveduto a mettere in moto le delicate operazioni di travaso del gas su un'altra cisterna.